ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a scoprire, a conoscere un nuovo edicolante in centro città a Udine, in Piazzale Diacono. Però prima di metterci in marcia sfogliamo insieme il settimanale in edicola questo venerdì. Padri sotto inchiesta, questo il titolo scelto per la nostra copertina. Ruolo paterno finisce sul banco degli imputati e in una mostra. Ecco gli errori da evitare per crescere i propri figli. All'interno ben 4 pagine dedicate all'analisi di quella che è la figura del padre, il ruolo. Per essere un buon padre serve disciplina, ed ecco qui appunto i 5 fattori che secondo Don Alessio Geretti, curatore della mostra di Leggio, hanno messo in crisi la paternità. Se affrontati possono diventare la sua rinascita. Parere anche, voce anche allo psicologo Lucio Costantini, educare i figli senza stereotipi. E questa inchiesta nasce anche proprio dalla mostra di Leggio che inaugura questa domenica 13 maggio, è la 15ª edizione della mostra internazionale e questa volta saranno ben 60 le opere d'arte italiane ed europee, con alcuni anche inediti e grandi capolavori che saranno appunto esposte. All'interno del settimanale anche una carrellata proprio con alcune delle opere più significative, una delle quali poi la ritrovate anche in copertina. L'inchiesta invece prosegue nelle pagine successive, diciamo un po' più leggere. Ecco le regole per essere un bravo papà, e quindi insomma ci sono degli spunti interessanti. E poi che tipo di padre sei, in base all'atteggiamento si possono individuare alcune tipologie, quindi qui avete 6 tipi di papà, scoprite qual è il vostro o quale siete voi leggendo il settimanale. Proseguiamo perché questa domenica compie 40 anni la legge Basaglia, ovvero la legge 180 che liberò i matti, ovvero portò, sebbene in un arco temporale molto lungo di circa 16 anni, alla chiusura dei manicomi. Ed ecco qui che è un po' riassunta quella che è la storia del manicomio di Sant'Osvaldo e della provincia di Udine, con anche le varie succursali, ma anche dei manicomi di Gorizia e Trieste, che furono poi i veri protagonisti della riforma di Basaglia, perché l'antipsichiatria fece capolino negli anni 60 proprio a Gorizia e venne poi applicata nel 71, quindi 7 anni prima dell'approvazione della legge, al San Giovanni di Trieste. Proseguiamo con la lettura. Dicevo che andremo in Piazzale Diacono a Udine e è un piazzale oggetto negli ultimi 10 anni di molti lavori che hanno non solo visto una nuova logistica, una nuova rotatoria e quant'altro, ma anche un piazzale un po' soggetto a problemi, perché gli attraversamenti pedonali si sono presto rovinati. Ci sono anche stati degli investimenti mortali, perché la viabilità evidentemente in questa zona ha bisogno di essere gestita in modo oculato, e quindi andremo a vedere, a parlare anche con l'edicolante e con i clienti della zona, che cosa sono le cose di cui ha bisogno per un ciclista o un pedone per potersi muovere in sicurezza nell'area. Il 14, lunedì, comincia invece È Storia, che punta i riflettori sul tema delle migrazioni, percorsi tra ieri e oggi, una doppia pagina dedicata a questo interessantissimo festival di Gorizia, che offre decine di appuntamenti sul tema e che interessa l'umanità in senso lato. E poi naturalmente la pagina dedicata alle bandiere, continua questa carrellata di scatti fotografici. Noi vi invitiamo come sempre a mandarci le vostre foto delle vostre bandiere da ogni parte del mondo. In allegato questa settimana gratuitamente anche il mensile economico Friuli Business, che in copertina appunto mette Fabiano Benedetti, la strategia del fagiolo. Come nella fiaba della pianta magica che porta sulla nuvola, Beantec accompagna le aziende locali dell'era 4.0 e prossimamente anche nell'intelligenza artificiale. E ora che abbiamo finito di sfogliare il giornale, andiamo subito a conoscere un nuovo edicolante in Piazzale Diacono a Udine. Venite con noi. Ben ritrovati, eccoci qui in Piazzale Diacono a Udine. Accanto a me Mauro Volpe, che da 2 anni gestisce l'edicola in questo punto centrale di Udine. Questo è uno dei piazzali forse tra quelli più discussi della città, ma ne parleremo dopo. Certo, c'è una visuale molto interessante e in una zona centralissima della città. Da 2 anni gestisci questo punto vendita. Raccontaci un po' come è strutturata la giornata, levataccia mi pare, no? Esattamente, allora la mia sveglia suona verso le 4,
Alle 4:30 vengo qua e arrivano i giornali che carico in macchina e comincia la consegna dei giornali a domicilio ai clienti che me l'hanno richiesto. Dura circa 1 ora e mezza. Verso le 6 vengo qua poi ad aprire effettivamente il chiosco, preparo i giornali dei clienti abituali e comincia ad arrivare il flusso dei clienti. Normalmente i primi ad arrivare sono i gestori dei bar o dei locali che aprono presto, poi successivamente tutta la gente che prima magari di andare a lavorare passa qua a prendere il giornale. Allora, dicevamo che il servizio di consegna a domicilio dei giornali naturalmente è un servizio preziosissimo, in particolare per chi magari non si può muovere o ha piacere di far colazione col giornale sul tavolo. E anche se alla fine diciamo servi una clientela così nelle vicinanze, alla fine sono quanti chilometri ogni giorno? Ho fatto un calcolo per curiosità, sono quasi 25 chilometri qua solo a Udine e dintorni. Quindi insomma è un bel giretto tutto sommato. Assolutamente, ed è la mia forza. Diciamo che io sono sicuro che la mattina questi clienti qua hanno già comprato il mio giornale. E, prima di arrivare qua hai gestito un'altra edicola in un'altra zona, insomma, diciamo abbastanza centrale, nella zona del centro studi, quindi insomma diciamo di clientela te ne intendi. Com'è là magari c'erano più studenti, si lavorava con le scuole eccetera, qui invece qual è lo zoccolo duro? Allora, qua la clientela è un po' più varia e si divide sostanzialmente in due tipologie, perché dal lunedì al venerdì c'è clientela sia residenziale che poi quelli che invece passano di qui per andare poi al lavoro nei propri uffici. Il sabato e la domenica invece la clientela è quella residenziale e quella che magari parte per andare o in montagna o al mare, quindi sono due clientele un po' diverse. Poi insomma qui è una zona dove c'è il teatro, siamo a ridosso dal centro ed è anche una zona ottima per parcheggiare non a pagamento e poi fare una camminata di una decina di minuti per arrivare, non so, ad esempio al largo del Pecine. Sì, assolutamente. Una delle decisioni che mi hanno fatto passare appunto dal piazzale degli studenti qua è stata proprio la posizione strategica, diciamo, di questo chiosco. Allora, 10 anni fa, tu quindi eri dall'altra parte, quest'area è stata rimodernata, è stata rifatta la rotatoria, insomma sicuramente si può dire che è migliorata perché effettivamente prima aveva delle criticità importanti, soprattutto per gli automobilisti. Però tutto sommato questa piazza continua a essere, come noi vediamo, insomma questo è un osservatorio un po' particolare. C'è tanta mancanza di disciplina da parte degli automobilisti, ci sono tantissime biciclette e insomma un po' di pericolosità c'è ancora, no? Esattamente, purtroppo appunto a me capita di vedere soprattutto alla guida la distrazione di chi appunto deve essere concentrato invece distratto da altre cose. Anche perché appunto con tanti ciclisti bisogna porre appunto un'attenzione ancora maggiore, in quanto purtroppo se un incidente tra auto può rivelarsi con una semplice ammaccatura, è chiaro che se viene coinvolto un ciclista purtroppo il danno alle persone è sempre maggiore. E anche naturalmente ai pedoni. Dicevamo, cioè, mi raccontavi prima che una proprio delle cose di cui si lamentano anche i clienti eccetera sono proprio le strisce pedonali che però sono in via di rifacimento. Esattamente, la principale criticità che se mi facevano rilevare i clienti è l'attraversamento pedonale che purtroppo anche per il fatto che passano molte macchine si è rovinato e quindi avrebbe bisogno di un rifacimento come sembra prossimamente avverrà. Qua adesso devono rifare gli attraversamenti pedonali, è stato un piazzale che è stato rifatto nel corso degli ultimi 10 anni ed è anche insomma migliorato o comunque migliorato diciamo il flusso veicolare, però rimangono ancora delle criticità in particolare per pedoni e ciclisti. Beh, assolutamente sì, tutte le cose che si possono fare migliorando quelle già fatte come detto 10 anni fa, ad esempio qui l'erba è molto alta, va tagliata, e poi tutto quelle che sono i marciapiedi, ma anche dalla parte sinistra dove ci sono le piante, quindi tutta la parte sotto le piantumazioni, lato carreggiata, sarebbe bello, non dico di essere come a Parigi, però un po' di manutenzione. Qui fanno la manutenzione solo quando cade l'albero, non è per essere polemici, però visto che in questa zona andiamo verso la famosa incompiuta, proponiamo al nuovo sindaco, quando dovrà
dovrà decidere di fare un bel museo della birra oppure un polo universitario, quindi con tanto di biblioteca, per quanto concerne quella zona fronte la zona delle scuole, quindi la ex birrificio Dormi. Ci sono momenti in cui il traffico è abbastanza sostenuto ed è impegnativo anche magari fare 50 metri a causa del traffico, anche delle macchine, delle auto parcheggiate in maniera scorretta che bloccano il traffico, quindi sicuramente si può migliorare. Gli attraversamenti pedonali, il piazzale, insomma, come funziona? Un po' pericolosi perché noi italiani, io mi metto fra gli italiani, non abbiamo ancora la coscienza di queste cose qua, cioè che il passaggio pedonale bisogna rallentare, bisogna fermarsi, anche se una persona è sul punto di attraversare. Guardi, io ho 84 anni, ho guidato la macchina fino a 2 anni fa e ho vinto anche un premio perché non ho mai avuto... Bisogna essere un po'... Non so, mi sono spiegata cosa volevo dire, però va bene la ciclabile. Qua io passo sempre e trovo sempre qualche incidente, sì, per cui è critica anche perché si fermano, la gente qua attraversa. Sì. Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento naturalmente è per venerdì prossimo e dove andremo a Santa Maria la Longa. Invece da Udine, Mauro Volpe, che cosa vuoi salutare? Dici qualcosa? Beh, saluto tutti, ringrazio che siete venuti a trovarmi e vi auguro buon lavoro. È stato un piacere, in bocca al lupo per tutto e ci rivedremo. Grazie e buona giornata, ciao!